e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Lodiamo, ringraziamo, benediciamo il Signore attraverso la celebrazione della Santa Messa, che è sempre rendimento di grazie. Durante questa Santa Messa ringraziamo il Signore anche per il sacramento della unzione degli infermi che celebreremo. Sacramento che il Signore ha donato proprio come sostegno alla tarda età o alla nostra infermità fisica. E allora dobbiamo proprio pregare in modo particolare per i fratelli e le sorelle anziane, per chi vive l'esperienza della malattia. Ricordiamo che l'unzione non è il sacramento dei morti e dei vivi. È proprio perché abbiamo ad avere vita nel Signore, vita fisica e vita spirituale. Insieme al tende della Messa benediremo anche il pane, oggi nel ricordo di Santi Cosma e Damiano. E allora rendiamo grazie al Signore per il pane quotidiano che dona a noi nella nostra vita. Invochiamolo, preghiamolo perché davvero ogni persona possa avere l'alimento quotidiano. Iniziamo chiedendo al Signore perdono per tutti i nostri peccati. Implorando l'aiuto della tua misericordia per i nostri fratelli infermi, perché recuperata la salute possano renderti grazie nella tua Chiesa. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, mi è stata messa una spina nella carne, un inviato di Satana incaricato di schiaffeggiarmi, perché io non vada in soverchia. A causa di questo, per ben 3 volte ho pregato il Signore che allontanasse da me. Ed egli mi ha detto: ti basta la mia grazia. La mia potenza infatti si manifesta pienamente nella debolezza. Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio delle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Quando sono debole e allora che sono forte. Parola di Dio. Grazie a Dio. In te spero, Signore, salva la mia vita. In te spero, Signore, salva la mia vita. Io dicevo, a metà della
della mia vita me ne vanno le porte dell'Inter. Sono privato del resto dei miei anni. In te spero, Signore, salva la mia vita. Dicevo, non vedrò più il Signore sulla terra dei viventi, non vedrò più nessuno tra gli abitanti di questo mondo. In te spero, Signore, salva la mia vita. La mia tenda è stata rivelta e gettata lontano da me come una tenda di pastore. Come un tessitore hai arrotolato la mia vita, mi decidi dall'ordito. In te spero, Signore, salva la mia vita. Signore, in te spera il mio cuore, si ravvivi il mio spirito, guariscimi e rendimi la vita. In te spero, Signore, salva la mia vita. Cristo ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo, entrato Gesù nella casa di Pietro, vide la suocera di lui che giaceva a letto con la febbre. Le toccò la mano e la febbre scomparve. Poi essa si alzò e si mise a sedere. Venuta la sera, gli portarono molti indemoniati ed egli schiacciò gli spiriti con la sua parola e guarì tutti i malati, perché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Egli ha preso le nostre infermità e si è addossato le nostre malattie. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sempre. Carissimi fratelli e sorelle, San Paolo nella prima lettura che abbiamo ascoltato, che tratta dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, ha parlato di una forza misteriosa che si manifesta nella debolezza. È una espressione apparentemente bizzarra, perché la debolezza è debolezza, non è un qualcosa di differente, ed è un po' l'espressione con la quale tutta la nostra umanità, la nostra fragilità si manifesta. Ma si parla di una forza che è di Cristo, una forza che è la presenza del Dio che si è preso addosso tutta la nostra debolezza, infermità, malattie, tutto quello per cui forse diversi di noi sono qui quest'oggi, questa sera. L'obiettivo è uno solo: permettere al Signore di entrare nella nostra esistenza. Benedetto XVI, quindi il pontefice delle prima di Papa Francesco, che tutti ricordiamo, si diceva che il mondo si perde a causa dell'impazienza
e si salva grazie alla pazienza di Dio. Il Signore sa noi come siamo fatti, ma continuamente ci offre occasioni con le quali poter accogliere la sua potenza. Quando alle volte noi, a causa della nostra miseria, e vogliamo pensare a tutti i tipi di miseria, da quelle spirituali a quelle fisiche, a quelle occasionali e a quelle quotidiane che ci tormentano, da quelle più leggere a quelle più gravi, il Signore sa noi chi siamo, ma bussa alle porte con occasioni di grazia, tra le quali non devo di dire anche quella di questa sera. Che cosa vuole che il Signore facciamo? Il Signore cosa vuole che noi facciamo questa sera? Avere fiducia in Lui. Quando noi abbiamo fiducia nel Signore e ci rendiamo conto che la nostra vita non è un semplice passare i nostri giorni qui sulla terra, andando avanti fino a che la morte non ci separi dagli altri, ma la vita terrena è il luogo nel quale Dio può manifestare una potenza a noi sconosciuta, ecco che allora noi abbiamo il diritto e il dovere di parlare di questa forza. Quante volte una persona inferma ha sperimentato, nella misura in cui si fida di Dio, un qualche cosa di misteriosamente diverso, una potenza, una grazia, una capacità di vedersi con gli occhi di Cristo e di rendersi conto che allora le sofferenze di cui noi tutti, chi più chi meno, siamo ricolmi, siamo colpiti, possono diventare occasioni per una nascita diversa. Avete presente l'episodio della vite dei tralci, quando Gesù dice che il tralcio Gesù lo pota, Dio lo pota perché porti più frutto. Ecco, senza quella potatura, voi sapete, senza quella potatura il tralcio magari andrebbe avanti, farebbe forse più frutti del dovuto, ma disperderebbe la sua linfa. Alle volte noi, disse un mistico francese, che ho citato ieri tra l'altro in una Santa Messa, si chiama Sertillaccio, lui diceva: se noi non avessimo mai problemi, noi forse saremmo anche felici, ma non lo sapremmo, perché non saremmo capaci di distinguere ciò che veramente vale, ciò che è veramente profondo da tutto il resto. Se noi siamo cristiani, allora questa parola di San Paolo l'abbiamo sperimentata in qualche maniera. Se ci siamo fidati di Gesù, se lo abbiamo ascoltato, se lo abbiamo cercato con cuore puro, allora abbiamo visto com'è vero che la forza di Dio può agire in tutti coloro che lo cercano. C'era una filosofa, anche teorica, che si chiamava Simone Weil. Lei disse una frase molto forte. Lei disse che l'amore nei confronti di Dio, adesso provo a semplificare la frase, l'amore nei confronti di Dio è puro quando la buona e la cattiva sorte ispirano una gratitudine identica, che è una frase molto forte, pensateci un po'. Difficile ringraziare il Signore per qualche cosa che non ci piace, ma noi in quel caso perché lo ringraziamo? Non tanto per la cosa in sé. Se mi rompo una gamba è difficile ringraziare il Signore perché mi sono rotto una gamba, sicuramente, ma io ringrazio il Signore per come mi vorrà e mi sarà vicino. Io ringrazio il Signore perché guardo Gesù e allora la mia sofferenza non è più un vuoto a perdere. Grazie alla croce di Gesù la sofferenza diventa luogo di comunione con Lui. Io posso incontrare la persona amata, e questa persona amata si chiama Gesù, grazie a quello che mi succede nella vita. Perché lo ricordavo in questi giorni, il versetto di San Paolo, molto caro, molto bello: tutto concorre al bene di coloro che amano Dio e sono chiamati secondo il suo disegno. Anche questo, e umanamente parlando non è forza nostra. Umanamente parlando la sofferenza è rifiutata in quanto tale, e chiunque non dicesse così forse avrebbe qualche piccolo problema. Ma Sant'Agostino aveva detto che la sofferenza non può essere male per sé, ma lo può diventare a maggiore di colui che si ama. Che detto in termini più semplici significa che se io guardo Gesù, quella sofferenza non è più solo una sofferenza
L'ho detto prima e lo ripeto, è un'occasione. Attenzione bene, qui non posso e non devo essere io a convincere chi mi ascolta. Il sacerdote non è colui che è in grado di trovare in tutto la verità del Vangelo. Certamente può riflettere gli esiti dell'incontro con Dio, ma il sacerdote quando parla, il cristiano quando parla, deve far guardare a Gesù. Dice il Salmo 34, vecchia traduzione, che posso prediligere sulla nuova in questo contesto: guardate a Lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce. Non siamo noi quelli bravi, Gesù è quello bravo. Non siamo noi che dobbiamo qualificare la nostra sofferenza in qualche maniera. È Gesù che, grazie alla sua morte in croce, ha dato un senso possibile a quella sofferenza. E allora noi dobbiamo fare qualcosa, che è quello con cui invito ognuno a terminare nel termine delle mie omelie a fare. Noi dobbiamo imparare a pregare. E dirò una cosa: preghiamo come vogliamo. Alla fine di ogni preghiera, con la stessa forza con la quale abbiamo pregato fino a quel momento, dobbiamo dire: ma sia fatta la tua volontà. Se questa espressione, che è tratta dall'orto dei vivi, da quello che Gesù disse quel giorno lì, riusciremo a dirla con la stessa forza, il Signore compirà meraviglie. Perché allora capiremo in modo misterioso che c'è questa possibilità di incontrarlo laddove noi non crederemo. E allora la nostra volontà sarà una sola: fare la volontà di Dio, che non è una brutta frase. Alle volte il nostro modo di parlare è quasi rassegnato: e si fa la volontà di Dio? No. Come se noi potessimo dire a Dio che cosa è giusto e sbagliato. Oggi siamo invitati tutti quanti ad ascoltare il Vangelo e a dire al Signore che per il fatto che tu ti sei preso le nostre infermità, io posso fidarmi di te. Sei tu che raccogli anche dove non hai seminato, sei, come dice il Vangelo, sei tu con la tua forza, che non si può descrivere a parole, ma si può capire facendo l'esperienza. Sei tu, Signore, che cambi tutto, che rovesci una situazione avversa, che permetti al nostro cuore di andare oltre il proprio limite, di compiere atti che non hanno più niente a che vedere con quelli che non hanno incontrato Cristo. Atti che noi chiamare disumani è sbagliato in tutti i sensi, ma atti divini. Questo è quello che ci permette il Signore di fare. E l'atto divino non può essere fatto con la nostra forza. Chiediamo allora, prego il Signore con tutti voi, per noi e per tutti, che il significato e la forza di Gesù si realizzi nella nostra esistenza. Ci è dato di poter essere felici sempre. Abbiamo ascoltato 2 giorni fa un brano del capitolo 15, al termine dell'omelia della messa delle 7, ho ricordato una cosa: Gesù nell'orto degli ulivi, laddove ha sudato sangue, ha sperimentato l'abbandono dei discepoli, ha dato tutto se stesso, ha sofferto il tradimento di Giuda, tutto quello che più orribile poteva ricevere. Disse quel giorno, in quel momento, ai discepoli: vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Concludo con un ultimo episodio, una memoria di scritti che lessi una circa 20 di anni fa. C'era la testimonianza di una donna a letto, piagata, immobile, incapace, atroci sofferenze, dolori, incapace anche di parlare. Il medico andò a visitarla e disse: la guardò, si rese
conto che era una situazione, come dire critiche poco, spero di rendere l'idea, una situazione veramente di quelle orribili. Disse al familiare, alla familiare che era accanto a quella donna: questa donna è proprio sul Calvario, disse. Si sentì un filo di voce, quello della donna che era sul letto. Disse: no, dottore, sono sul Tabor. Questa è la potenza di Dio, una potenza possibile, una potenza alla quale siamo tutti invitati per la misericordia del Signore. Amen. Amen. Ci alziamo in piedi e adesso celebriamo il sacramento della unzione degli infermi. Primo momento, la imposizione del mano. Secondo momento, chiamando lo Spirito Santo. Secondo momento, la benedizione sugli ori già consacrati. Poi dopo passiamo insieme a Padre Giacomo e le persone che desiderano ricevere l'unzione degli infermi ci fanno cenno e personalmente lo riceveranno. Diciamo insieme: gloria a te, Signore. Gloria a te, Signore. Benedetto sei tu, o Dio, Padre Onnipotente, che per noi e per la nostra salvezza hai mandato nel mondo il tuo Figlio. Gloria a te, Signore. Benedetto sei tu, o Dio, Figlio unigenito, che ti sei fatto uomo per guarire le nostre infermità. Gloria a te, Signore. Benedetto sei tu, o Dio, Spirito Santo Paraclito, che con la tua forza inesauribile sostieni la nostra debolezza. Gloria a te, Signore. Signore, i nostri fratelli e sorelle in te, che ricevono nella fede l'unzione di questo santo olio, vi trovino sollievo nei dolori e conforto nelle sofferenze, per Cristo nostro Signore. Amen. Le persone che non ricevono l'unzione si siedano, gli altri facciano un cenno. Per questa santa unzione non c'è. Per questa santa unzione
Fratelli e sorelle, rivolgiamo al Signore la preghiera della fede per i nostri fratelli in fede, per coloro che li curano e li assistono. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Perché il Signore benedica e protegga questi infermi, preghiamo. Perché doni loro forza e salute, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché lenisca le loro sofferenze, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché li liberi dal peccato e da ogni tentazione, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché tutti i malati sentano il conforto della sua grazia, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché la sua benedizione accompagni quanti assistono gli infermi, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché questi infermi, mediante la sacra unzione, con l'imposizione delle mani, ottengano vita e salvezza, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Accogli, Signore, le nostre invocazioni. Nella tua bontà esauriscile. Per la intercessione di Maria Santissima, Madre di Cristo tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
che vedi trascorrere nella nostra vita. Accogli le preghiere e le offerte che ti presentiamo, implorando la tua misericordia per i fratelli infermi, e fa che dopo averti effilato per la loro malattia possiamo rallegrarci della loro guarigione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere è fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo. A te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Uniti nell'amore celebriamo la morte del tuo Figlio. Con fede viva proclamiamo la sua risurrezione. Attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua nome. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatevi tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rettila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Antonello, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, delle anime della famiglia Fria Poe, di Battore e Marisa, delle anime della famiglia Sanna Canu e della tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Giorgio, San Sebastiano, la Beata Antonia, la Beata Maria Gabriella, i Beati Martiri del Senta e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli. Preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il suo Spirito. Scambiamoci un gesto di pace. Amen.
Dio, rifugio sicuro dei sofferenti, manifesta la potenza del tuo soccorso sui tuoi fedeli impegni, perché con l'aiuto della tua misericordia possano rallegrarsi nella Santa Chiesa per la salute ritrovata. Per Cristo nostro Signore. Atto di contrizione. Signore mio Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, creatore e redentore dell'anima mia, mi pento con tutto il cuore di avervi offeso, perché siete infinitamente buono e degno di essere amato sopra tutte le cose. Mi pento per aver perduto il cielo e per aver meritato l'inferno. Soprattutto mi pento perché ho offeso un Dio così buono e così amabile quale siete voi. Avrei voluto morire prima di offendervi. Ora propongo di non peccare più, di allontanare tutte le occasioni che possono portarvi ad un'offesa contro di voi, di confessarvi, di fare la penitenza che vi sarà imposta. Vi offro la mia vita, le mie pene, i miei affari, in soddisfazione di tutti i miei peccati. Spero che nella bontà vostra e misericordia infinita mi perdonerete per i meriti del vostro preziosissimo sangue, e darete la grazia di aiutarmi e di perseverare fino alla morte nel vostro santo servizio. Amen. O Vergine del miracolo, piena di grazia e di gloria, salutata dall'Arcangelo Gabriele, con i titoli fiorenti di colei che doveva concepire il Signore e Redentore del mondo. Ecco che noi veniamo ai piedi vostri per venerarvi e per metterci sotto il vostro patrocinio, invocandovi come madri di amore in tutte le nostre necessità. O Madre miracolosa, voi vedete che siamo venuti a questo santuario da diverse lontane, pieni di felicità nell'anima e nel cuore, per riunirci come figli rigenerati dallo stesso sangue prezioso, con la preghiera fervente, con i più teneri sospiri, con le più ripetute speranze, incoraggiati dalla benigna umiltà vostra, perché siete conforto degli afflitti, il rifugio dei peccatori, la salute degli infermi, la madre che non consiglio. Prego, Madre, che nessuno, per la miracolosa vostra intercessione, si allontani da questo santuario senza sentirsi da voi confortato, esaurito e benedetto. Fate, Madre miracolosa, che tutte le famiglie siano curate nella pace, che le menti di tutti siano illuminate dalla fede, i cuori nutriti dalla speranza, le volontà dalla carità e la saldi propositi di operare il bene. Allontanate da questo paese le calamità e i flageli del peccato, infondete coraggio ai vecchi, ai giovani, ai piccoli, affinché ottengano sempre più copiosi i frutti della virtù e dell'onestà, liberatevi a tutti dalle tempeste dell'odio e dell'ira, i giovani dalle cattive occasioni, di modo che mentre i primi guardano senza rimorso la loro, gli altri si preparino più tranquilli e sereni alle avversità della vita, sicché voi nel giorno del giudizio li presentiate a Gesù per dar loro la meritata volontà. Sesto giorno. O Maria Santissima del Miracolo, voi siete l'autorefitabile, nella quale trovano salvezza quanti in essa cercano rifugio. Ecco che noi, o Madre di amore, siamo venuti a salvarci dentro la mistica torre, nella quale siete la valorosa custode. Noi siamo certi che il nemico non toccherà la santità di questo luogo, difeso noi con la spada fiammeggiante dell'Arcangelo. Accoglieteci come in sicura fortezza, fino all'ultimo istante della nostra vita, poiché voi siete la
possiamo salvare le vittime dal tuo nemico, ma dopo aver chiesto alleanza con voi per la vittoria del cielo, ancora per mezzo di voi che del cielo siete la porta, possiamo vivi eternamente godere con Dio, gli angeli e con i santi. Come la nostra rifugio dei peccatori, accoglieteci nella casa loro, dove sempre splende la stella mattutina. Fate che la luce soave e serena di questa stella sia l'inizio della luce che ci illuminerà per sempre nel paradiso. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Madonna del miracolo, Pregate per noi. Madonna del miracolo, Pregate per noi. Madonna del miracolo. Pregate per noi. Benediciamo adesso il pane. Sia benedetto il nome del Signore. Gesù ordinò alla folla di sedersi per terra. Presi allora quei 7 pani, rese grazie, li spezzò e li diede ai discepoli, perché li distribuissero. Ed essi li distribuirono alla folla. Preghiamo. Sii benedetto, Dio nostro Padre, creatore del cielo e della terra. Nel pane quotidiano tu ci doni un segno della tua bontà e l'alimento essenziale della tavola di famiglia. Stendi la tua mano su di noi e su questi pani che ti presentiamo nel ricordo dei santi Cosma e Damiano, della Madonna del Miracolo, e concedi a tutti i tuoi figli che abitano in ogni parte della terra il cibo necessario per il nutrimento del corpo e la tua parola di vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Ravviva in noi, Signore, nel segno dell'acqua benedetta, il ricordo del nostro battesimo e la visione a Cristo, via, verità e vita. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. A largo salvo.
Bene, terminamos la diretta de esa misa de Salmalai de esos ancianos e nos damos appuntamento a casa a esos eventos que bisogna a casa, insomma, posa esta questo miracolo. Adiós, che siete voi, vos salutata, a mentre vedere a tutti.